Per prevenzione dal coronavirus si fermano i campionati di basket e pallavolo femminile che interessano rispettivamente le compagini agrigentine Fortitudo Moncada di A2 e SEAP Dalle Cardillo Aragona di Serie B2. Si tratta di emergenza sanitaria e la decisione di entrambe le federazioni non colgono affatto di sorpresa. La compagine cara al presidente Nino Di Giacomo avrebbe dovuto giocare fuori casa con l'Altino Chieti. La società aragonese ha pensato bene di non interrompere la pressione ed ha organizzato un amichevole con la Sigel Pallavolo Marsala di Serie A2 che si disputerà sabato prossimo 29 febbraio alle ore 16:30 al Pala Bellina di Marsala. Stessa decisione è stata presa dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che in accordo con l'organizzatore basket Ravenna Piero Manetti comunica ufficialmente che la Coppa Italia Old Wild West non si disputerà nelle date previste del 6, 7 e 8 marzo a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus. Le date di ricollocazione della Final Flight, si legge in una nota, sono in fase di studio parallelamente a quelle riguardanti i campionati di Serie A2 e Serie B, in accordo con il settore agonistico FIP. Per quanto riguarda il calcio, e in particolare quello d'eccellenza, al momento non si registrano decisioni, per cui salvo contorni dell'ultima ora si giocherà regolarmente sui campi siciliani. Domenica è in programma il derby agrigentino Pro Favara Acragas, una gara che promette scintille anche per le posizioni che le due squadre occupano in classifica generale. La squadra di Giovanni Falsone si ritrova in una zona non proprio tranquilla con i play-out dietro l'angolo, mentre l'Acragas, se raggiunto il secondo posto, non intenterà mollare le distanze dalla battistrada Dattilo. Per questa gara si attende il pubblico delle grandi occasioni e i tifosi di Fede Biancazzurra avranno a disposizione la gradinata. A meno di 4 giorni dal match, il tecnico Toto Vullo sta cercando di recuperare qualche acciaccato assente contro l'Alcamo. Di certo torneranno in prima squadra i tre squalificati che hanno scontato un turno di stop, e cioè Alfonso Cipolla, Alessio Mannina e Rosario Licata.